Buongiorno e benvenuti, io sono Pier Antonio Polloni e questa è Psicologia in Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è: cosa accade quando i drammi interiori si manifestano al lavoro? Sigla! Ti è mai capitato di sentirti paralizzato da emozioni forti mentre ti trovavi al lavoro? Oppure ti capita mai di reagire in maniera eccessiva a delle critiche? Ti è mai capitato di pensare che la tua reazione assomigli più a quella di un bambino che a quella di un adulto quando affronti i colleghi superiori? Pensi di essere una persona intelligente e affermata, ma continui a nutrire dei dubbi sulle tue capacità, nonostante poi la realtà dimostri il contrario. Ti è successo? Ah. Ragazzi, molte persone arrivano nel mio studio riportando con una frequenza sempre maggiore problemi legati al mondo del lavoro, all'ufficio. Ci sono insicurezze che si presentano sotto forme diverse. Alcuni non riescono a superare un impulso incontenibile a soddisfare gli altri. Alcuni lottano contro la sindrome dell'impostore, spaventati dalla prospettiva di non essere all'altezza del lavoro che svolgono. Altri invece sono vittime di perfezionismo, mania del controllo. Altri ancora, invece, hanno una soglia di tolleranza talmente bassa riguardo a ciò che percepiscono come ingiusto in ufficio e si scontrano sempre con pettegolezzi crudeli o addirittura atti di bullismo. Tutte queste problematiche rappresentano un intralcio al raggiungimento degli obiettivi di business, perché ovviamente l'azienda, il business ha degli obiettivi che sono economici, matematici. Per molti individui le relazioni che si sviluppano in ufficio hanno preso il posto di quelle familiari. Ai ai ai. E data l'importanza e lo spazio che il lavoro occupa e il luogo di lavoro occupa nella nostra mente, capite bene che può diventare una situazione grave. Io ho pazienti che arrivano nel mio studio e scoprono che stanno riproducendo sul luogo di lavoro le medesime dinamiche familiari che un tempo li facevano soffrire in famiglia. Perché mai dovrei ripetere uno schema che mi rende così infelice, no? E la risposta a questa domanda è così inaspettata ma anche semplice, perché l'attrazione verso ciò che è familiare è estremamente forte per noi ed è così potente da superare i nostri desideri consci. Faccio un esempio. Venire rimproverati continuamente da bambini può sforare da adulti nella paura di essere rifiutati, di subire un no, un rifiuto da una figura autoritaria. Ma si può essere talmente terrorizzati all'idea di compiere degli errori che il pensiero diventa l'origine della paralisi, cioè io penso di sbagliare e mi paralizzo, rendendo così impossibile portare a compimento progetti entro una data stabilita. Molti degli individui con i quali ho lavorato avevano tentato già di sconfiggere queste emozioni opprimenti, pensieri negativi, abitudini distruttive, e avevano usato tecniche come il pensiero positivo, leggendo libri di autoaiuto sul business, partecipato anche a seminari, per poi finire col sentirsi ancora più intrappolati nei loro problemi. Nel mondo dell'impresa accade raramente che la psicoterapia sia il primo approdo, mentre quello che io penso è che sia necessario guardarsi dentro in maniera approfondita, soprattutto quando ci si sente incapaci di cambiare la propria mentalità e il proprio comportamento. Cioè, il problema delle aziende di fronte alla prospettiva di perdere del tempo per riflettere su determinate problematiche è evidente. Loro preferiscono soluzioni immediate, concrete, ottenute attraverso stime, calcoli, file Excel. Alcuni datori di lavoro ritengono, vabbè, ve lo dico comunque, alcuni datori di lavoro ritengono che la vita privata e le emozioni dei dipendenti debbano essere lasciati a casa, per cui si auspicano un lavoratore costantemente concentrato solo ed esclusivamente sui propri compiti. Pensate che per molti dirigenti il dipendente ideale è un individuo recentemente divorziato che vive in un appartamento vuoto e arriva in ufficio con un sacco a pelo per fare il turno di 24 ore. Però la verità è che tutti noi ci portiamo dietro il disordine delle nostre vite emotive ovunque andiamo, compreso il luogo di lavoro. Cioè, insieme alle nostre abilità, alla nostra dedizione, le nostre ambizioni, portiamo in ufficio anche le nostre vite interiori, le nostre emozioni, i fraintendimenti, le paure, le insicurezze, cioè tutte le emozioni di cui siamo fatti
e che hanno anche il potere di abbatterci se sono molto forti. Cioè, le famiglie e i rapporti al centro dell'infanzia sono talmente radicati nella nostra mente che influenzano tutte le nostre relazioni successive. Nonostante i tentativi che noi facciamo di allontanare emozioni e esperienze di dolore risalenti all'infanzia, queste non spariscono, dimorano nella parte non cosciente di noi, dove non possiamo controllarle. Per cui inconsciamente avviene che i superiori o i colleghi possono assumere i ruoli dei nostri familiari, associando la figura di nostro padre a quella del nostro capo, così che la figura autoritaria del presente rappresenta anche la figura autoritaria del passato e il padre che avremmo desiderato avere magari. Se siamo stati abbastanza fortunati da appartenere a famiglie che rispondevano ai nostri bisogni primari, magari con calore, affetto, sostegno, ci aspettiamo un trattamento giusto ed interessato da parte dei nostri superiori, cioè ci sentiamo parte. Se invece abbiamo sperimentato incuria durante magari il primo periodo di vita, siamo stati abusati in qualche modo, ignorati, messi da parte, trascurati, e avremo difficoltà a fidarci dei colleghi. Potremmo persino sviluppare un atteggiamento che pensa che i colleghi remino contro di noi, che sminuiscano il nostro lavoro, addirittura che tentino di farci fuori. E in questi casi il pensiero paranoico prende facilmente il sopravvento. Le nostre vite lavorative, ricordatevi, rischiano di ritrovarsi nel caos quando l'inconscio riproduce conflitti irrisolti del passato. Bene, per oggi è tutto. Spero avervi lasciato abbastanza stimoli per riflettere su quello che succede dentro di voi mentre siete al lavoro. Se avete domande o altro scrivetemi o commentate e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!